La parola ora al Comitato Pediatria di Portogruaro. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Bellissimo. Siamo in tantissimi e questo è un bellissimo segnale. Io mi chiamo Mirko Cusan e rappresento il Comitato Pro Pediatria Portogruaro. E niente, noi come comitato nasciamo dal basso, siamo cittadini, siamo genitori, nonni, zii, amici che hanno a cuore la salute dei propri figli. E quando qualcuno o qualcosa si mette in mezzo a questo legame, noi non rimaniamo inerti a guardare, ma ci ribelliamo e diciamo no, contro scelte assurde, contro le schede ospedaliere. Contro scelte che penalizzano tutti. Non è tagliando o smantellando i servizi che si migliorano. Non si può sempre tagliare sui servizi alla persona. Noi del Comitato, assieme alle altre associazioni comitati, stiamo distribuendo a tutti voi dei palloncini colorati. I palloncini sono il simbolo di gioia e felicità per i nostri figli. Quest'oggi si trasformano in un segno di speranza e di buonsenso rivolto alle istituzioni, contro lo smantellamento del reparto di pediatria per noi, ma di tutti i servizi ospedalieri del territorio. I nostri figli non sono un costo, sono il nostro futuro. Dobbiamo assolutamente ribellarci a scelte che possono, come si può dire, dequalificare e mettere a rischio la salute dei nostri figli. In alto i palloncini, in alto le bandiere. Facciamo vedere questo arcobaleno di colori e che il messaggio arrivi forte e chiaro alle istituzioni. Diciamo no allo smantellamento dell'ospedale e dei servizi al territorio. Grazie.